questa piazza emozionante, molto emozionante, il mio primo comizio pubblico all'aperto e non pensavo che una piazza potesse intimorire anche colui che viene definito un condottiero. Io non sono un condottiero, io sono uno di voi e vi posso garantire che stare qui, oltre alla responsabilità, oltre alla disponibilità a essere molto chiaro, non posso nascondere un'emozione, perché credo che l'emozione è una componente di tutti noi. Sono qua con l'orgoglio, la fierezza di un materano che ha una grande malattia, una grave malattia. Io ho cercato di correggerlo in questi anni, ho avuto tante occasioni, ho conosciuto tanti posti belli, organizzati. Devo dire che ho avuto la fortuna di incontrare anche delle belle persone nella mia vita, persone che erano avvincenti, mi attraevano. Li ho anche frequentati, ho scambiato con loro le idee, da loro ho preso anche molti spunti, ma poi questa malattia mi ha riportato sempre qua, nella mia città, nella nostra città. E questo orgoglio, questa appartenenza è l'origine che mi ha fatto rompere gli argini, è l'orgoglio e la conoscenza delle difficoltà profonde che questa città oggi sta vivendo che mi ha fatto decidere con fierezza che forse è arrivato il momento di scendere in campo per cercare di dare una mano a risolvere i problemi di questa città, che sono tanti e sono gravissimi. Ma la rabbia, la passione, la voglia di fare delle cose buone per tutti voi e per noi non mi ha fatto perdere la luce, l'esperienza, e mi ha fatto ragionare su come arrivare qui a dirvi cosa è possibile fare utilizzando un metodo che consiglio a tutti, il metodo dell'analisi. È troppo facile dire io voglio fare una cosa, convincersi che questa cosa è possibile e poi immaginarla scodellata sulla testa della gente. Non è questo il metodo. Il metodo è l'ascolto, la conoscenza profonda, la conoscenza che viene dal basso, perché solo conoscendo i reali problemi, anche quelli piccoli, quelli minuti, quelli semplici, solo così uno può avere un quadro esatto delle cose che sono possibili, può trovare la soluzione immediata di questi piccoli problemi che sono le richieste continue che la gente ci ha fatto in queste settimane, utilizzando il metodo, che è il metodo dell'ascolto, di andare nei quartieri con tanti giovani che professionalmente hanno svolto questo ruolo, per interrogare, per intervistare, per conoscere, per cercare di apprendere e riportare su dei fogli quali fossero per loro, dal loro punto di vista, i piccoli problemi di ogni giorno. Perché solo venendo a conoscenza e utilizzando un metodo corretto è possibile poi costruire, verificare, conoscere le reali, vere problematiche che ci sono in una città e cominciare a scrivere un programma che non venga fuori soltanto dalle pressioni dei gruppi, delle lobby, perché quelle hanno condizionato la città per anni. Non è ascoltando il potere, quello economico, quelle delle consorterie che hanno condizionato questa città, si possono scodellare i programmi. E se poi andate a leggere questi programmi, sembrano tutti uguali. No, non è così. Il programma si scrive ascoltando la gente, quella vera, quella schietta, quella che ti racconta esattamente quali sono i problemi che ha sotto casa sua. E se analizziamo questi dati, non sono grandi problemi, sono piccoli problemi
i piccoli problemi che hanno gli anziani, che non hanno un posto dove passare il tempo, il dovuto tempo che una società ricca, tranquilla, opulenta deve dare agli anziani per finire in allegria, in pace, in sicurezza la loro vita. Ma i nonni sono preoccupati dei nipoti, i ragazzini piccoli che non hanno spazi per passare il tempo con i loro compagni, perché non c'è uno straccio di infrastruttura per questi bimbi. È tutto distrutto. Ma girate dei quartieri, ci sono quartieri che li hanno definiti quartieri dormitorio, ci sono i progetti, sulla carta, anni. Ho visto quartieri assurdi dove non c'è nemmeno un bar, dove non c'è un giornalaio e la gente è felice, tranquilla e orgogliosa di vivere in quel quartiere, perché è un quartiere dove si respira l'aria buona, ma solo l'aria buona, e i servizi, che sono la risposta immediata che un'amministrazione seria, responsabile, deve fornire ai suoi cittadini, perché ai suoi cittadini gli chiede poi il voto e gli deve dare come contropartita un servizio, e questi servizi non vengono dati, la gente protesta. E quindi per fare un progetto, per immaginare come far risvegliare una città che dorme, bisogna conoscere i problemi e bisogna ribaltare un metodo che fino ad oggi non è stato quello giusto. Sapete perché? Io ho fatto il presidente della Camera di Commercio, l'ho fatto per 10 anni, l'ho fatta con orgoglio, ero felice perché quando andavo nei consessi nazionali Matera era la terza città del Mezzogiorno in Italia, era al 46esimo posto e rispetto alla città più ricca d'Italia aveva una differenza del 30% sul reddito prodotto. Eravamo un esempio per tutto il Sud, sto parlando degli anni '80. Solo 24 ore di qualche settimana fa stira la classifica e ci sbatte giù al 96esimo posto. Abbiamo perso 50 postazioni, dal 46esimo al 96esimo posto, con un reddito pro capite che è diventato meno della metà del reddito di quelle città dove avevamo soltanto un differenziale del 30%. Cioè noi ci siamo spaccati a metà e loro continuano a crescere. Ma vi domandate perché? Perché questa città non ha più un'identità, non ha più un disegno chiaro che vada a risolvere il vero grande problema di questa città, che è il lavoro. In questa città il lavoro viene giocato sui tavoli che contano solo perché sono numeri, non persone. Noi vogliamo le persone, non vogliamo essere giocati come numeri. Ma sapete che questa città, davanti a tutte le crisi del mondo, dalle torri gemelle ai derivati, alla finanza allegra, che ha inchiodato tutti i continenti, tutti i paesi, noi ci troviamo a essere materani in un'Europa che è vecchia, che non ha più i fondi strutturali per rinnovare le vecchie ferrovie, le vecchie stazioni, i vecchi aeroporti, le vecchie autostrade, perché non ha i soldi, perché ci siamo giocati 10 anni solo con la finanza allegra, e viviamo in un'Italia che ha il debito più alto fra tutti i paesi di questa nostra bella Europa, che è unità economica, non è unità politica e sociale, è solo economica. E dobbiamo noi tutti quanti preoccuparci di saldare un debito che ognuno di noi ha sulle spalle senza aver combinato nulla, senza aver firmato una cambiale, e ci vorranno 3 anni a testa del vostro lavoro solo per saldare quel debito, 3 anni senza mangiare, dormire e pagare una bolletta della luce, perché quello è il debito che abbiamo tutti quanti noi. E in questa Italia, che ci divide nell'Italia del Sud e nell'Italia del Nord, come se noi fossimo il posto più terribile del mondo, dove mafia, camorra, delinquenza comune, ma dove sta questa mafia, questa camorra e questa delinquenza comune? Io non la vedo fra la gente, la vedo nei palazzi del potere, dove si dividono i nostri averi. In mezzo a voi non ci sono delinquenti. E perché dobbiamo essere catalogati delinquenti? Perché noi siamo del Sud e questa è un'altra crisi.